Riecco l'appuntamento del martedì, il sindaco risponde, 19:30 vedete, siamo in rigorosa diretta, sono le 19:55, minuto più, minuto meno. Il sindaco risponde per telefonare 049 8077753, per i messaggi 345 33 41171, per le mail il sindaco risponde @gruppotv7.com. Vi ricordo che siamo anche sulla piattaforma di Facebook, potete mandare i messaggi sulla pagina di iReporter, quindi li attendiamo e il sindaco vi risponderà a tutte le domande o eventualmente si prenderà nota e vi darà ovviamente domani e dopodomani delle risposte in merito. Senta, vabbè, allora la Piani vedremo, quindi non mi ha detto il termine nemmeno della Piani, però sarà... A step sarà fatto entro l'estate sicuramente. Entro l'estate, non scommetto perché ho già vinto quella prima, quindi sarei esagerato. Lei non fa domande precise, di conseguenza le risposte non sono precise. No, sì, sono d'accordo, cioè, però era così. Questa sulla Piani era una cosa fra me e lei, visto che quella è stata la domanda che mi ha fatto lei a me una volta. Senta, pediatria sta andando avanti bene? Sì, sta andando avanti in maniera regolare, per cui... in maniera normale. Quando dovrebbe essere quando si terminerà quella seduta? 2 anni sogno. 2 anni ancora da oggi, da quello che... ho letto proprio oggi, anzi che sta arrivando al solaio del primo piano, mi sembra di aver capito, i lavori vanno avanti molto velocemente. Molto velocemente. Sono 2 anni, da quello che ha detto il dottor Del Ben, che sta curando i lavori. E questa è una bella cosa. Senta sindaco, per quanto riguarda invece l'Eroe Marlin, che è un fatto privato, è tutto a posto, gli sembrava iniziassero i lavori all'inizio dell'anno, l'anno scorso invece ancora ne sa qualcosa il motivo per cui non sono partiti? No, ho fatto una brevissima, che sono autorizzati su tutto. Sì, so che non c'entra nulla loro e basta. L'amministrazione. Per cui sarà 1 mese, 2 mesi, ma sono loro che decidono. No, ma sono intenzionati, continuano, insomma. Tutto a posto, non c'è nessun problema. Senta, invece qui vicino nel laghetto che chiamo vicino al Ponte d'Arvi, dove dovrebbe nascere un altro megacentro, com'è la situazione lì? È stato autorizzato, per cui anche loro sono privati che decidono loro. È un'operazione un po' complessa, perché non va aspirata l'acqua, va creato un volume che, tra virgolette, schiaccia l'acqua sotto, per cui è un'operazione un po' particolare. Ah, quindi non lo sapevo questa tecnica qui, cioè vengono fatti tipo dei buchi, insomma, praticamente, semplifico il concetto. Bene, è un po' difficile da spiegare. A suo tempo, perché è nato questo laghetto? Perché l'azienda è fallita, hanno tolto poi sarebbero le pompe, di conseguenza l'acqua da sotto è salita, perché la falda è vicina. Adesso si tratta di schiacciarla, l'acqua, schiacciarla tra virgolette, capitemi, in modo con le costruzioni in modo tale serve tempo. Ci vuole molto tempo. Abbastanza e poi un'altra cosa carina, davvero Padova sta cambiando un po' ovviamente alla volta, per esempio il palazzo, quel obbrobrio che c'è in tangenziale, che l'Interporto ha venduto ai privati, che poi sono falliti. Stanno lavorando, hanno già montato la gru, stanno lavorando. Dovrebbe venire fuori un bellissimo palazzo. Che poi tra l'altro è il più alto di Padova, mi sembra, giusto? È il più alto di Padova. E quello è ovviamente privati, dove verranno fatti uffici. È privato, l'ultimo piano sarà un ristorante, tutto privato, perché un'azienda ha risposto alla gara, sono subentrati al fallimento, per cui adesso stanno costruendo, stanno lavorando. È stato molto difficoltoso usare il gruppo, perché essendo molto alto, per il volo, per cui era un po' complicato, però sono a posto, visto ieri passavo davanti, stanno già lavorando. Senta, Piazzale Boschetti. Piazzale Boschetti, stiamo raggiungendo anche qua la fine accordi con la futura con la proprietà attuale dei 2 palazzine Liberty. Io penso che anche questo andrà a buon fine rapidamente. Ma mi scusi sindaco, è già stato, le due palazzine sono già vendute, sono già di proprietà. Vendute. E quindi il motivo di questo non inizio dei lavori è, se c'è una responsabilità, se tale si può dire, è ovviamente da colpa di privati che non iniziano? No, non è colpa di privati. I dettagli burocratici dell'inizio dei lavori sono abbastanza complicati,
perché comprendono il garage sotterraneo, comprendono le palazzine, comprendono tante cose, per cui è molto complicato. I tecnici, il nostro personale tecnico è in grossa difficoltà, perché con tutti i progetti che deve fare, ovviamente bisogna dare priorità. L'impegno che ho dato a loro, o meglio l'obiettivo è non perdere un euro per quanto riguarda il PNRR, per cui sono molto impegnati con tutti i lavori. Di conseguenza qualcosa va un po' in ritardo, però stanno lavorando. Pensate cose che dobbiamo fare a breve, sono tantissime. Per il PNRR vi ricordo che scade a marzo 2026, domani, per quanto riguarda l'amministrazione pubblica. Deve essere fatto l'Arcella. L'Arcella sono 15 milioni, vuol dire l'ex CONI, con Figliacchi, che abbiamo acquisito da poco la proprietà, come si chiama? Piazza Azzurri d'Italia. Hanno cominciato i lavori alla Valli, che questo non è PNR, ma stanno lavorando per fare anche là un parco, l'alta velocità, la stazione. Molte cose. Parlo nei 6-7 anni, no domani, 6-7 anni, raggiungerà veramente, cambierà radicalmente. Certo. No, io tanto le faccio domande per quanto riguarda l'attualità e domande ovviamente la nuova questura, anche questa, sono tra poco andarmi in gara con la nuova struttura, con la nuova questura, per cui sono tantissime cose, ma anche ci sarà anche quei disagi, perché vuol dire, per fare queste cose deve mettere a posto la rete del gas, per cui perché ha dei problemi la rete del gas, non dipende da noi a piedi di gas, per cui sono tante cose che vedremo, i socioservizi da migliorare. Padova come lavoro avrà tantissimo lavoro, avrà anche dei disagi obiettivamente, però bisogna sacrificarsi per avere cose positive. Ma tolto tutte le domande che devo fare in un breve discorso, quindi ma invece una si è dimenticata, ma ne ho molte altre, ho anche quelle di riserva. La Prandina, si legge che qualcuno, l'auditorium, si legge che viene fatto una cosa interrata, il vero dato di fatto, sindaco, è che lì da 5 anni ormai che ne parliamo, il lavoro grande l'avete fatto perché l'avete acquisita in permuta ovviamente con un altro, dove praticamente Pianelli. Esatto, però cosa succede davvero lì? Perché tutti se lo chiedono, cosa succede là? Perché non ne sembra la storia in dialetto veneto del solo intento. No, assolutamente. Sono vari progetti che sono succeduti, però di base abbiamo l'idea abbastanza chiara. Via Orsini sarà chiusa e sarà fatto il parco delle mura. Questo ha dato per scontato. Col gruppo di lavoro, come dire, tecnici e funzionari del comune, abbiamo verificato varie soluzioni e stiamo lavorandoci. Attualmente c'è un parcheggio di 230-240 posti, non utilizzato al massimo perché a mio modo di vedere la viabilità non funziona in maniera corretta, però questo è il mio modo di vedere, e stiamo analizzando varie idee. Ad esempio a un certo punto pensavamo di portare una scuola, perché c'era un finanziamento del PNRR che poi non è andato a buon fine, per cui questo è stato accantonato. L'ultima conferenza stampa di fine anno, un suo collega mi ha chiesto: ma è la Prandina? È una domanda fissa. Ho un sogno, ma ho parlato di sogno. Mi piacerebbe pensare di fare un nuovo auditorio di Padova. Però ho detto, è un sogno, non è stato concordato con nessuno, non c'è progetto di fattibilità, non c'è assolutamente niente. Mi piace pensare di fare un auditorio, pensare, un sogno, perché l'attuale ha dei problemi e dobbiamo sistemarlo anche rapidamente, quello di via Cassan. Dobbiamo sistemare gli impianti, condizione, clima, piove dentro, e là è difficile sistemarlo in maniera adeguata, perché per sistemarlo ci vogliono 3 anni di tempo, e vuol dire togliere, per quanto riguarda le scuole, OPV, Amici della Musica, vuol dire togliere un posto importante, vuol dire non si può più fare musica per 8 anni. Per quello è venuto in mente pensare, sognare di fare un auditorio là. Non lo vedo male, perché più che auditorio io vedevo uno spazio verde enorme, sono 28.000 metri quadrati, un auditorio
che ne occupa una parte, pensavo a un garage interrato proprio a servizio dell'auditorio, di conseguenza è uno spazio anche sotto l'aspetto parcheggio, vuol dire non vederlo. Però non ho fatto un progetto di fattibilità, ho detto un sogno, io sogno tante cose, sogno i tram, sogno la questura, sogno l'ospedale, sogno tante cose. Se sogno il sindaco però non c'è un progetto di fattibilità. E quindi alla fine... Sarebbe interessante avere una struttura del genere, anche perché in Corso Milano è un ingresso della città, per cui a me piace pensare a un palazzo fatto bene, fatto in maniera importante, in cui quando parlo di auditorio vuol dire anche teatro. Ma mi scusi, l'auditorio non doveva venire a essere fatto dove c'era l'ex fondazione la Cassa Risparmio, o sbaglio? Sì, il progetto vecchio ancora, il progetto ancora 3 amministrazioni fa, era previsto un progetto là che poi non è andato a buon fine, in quanto viene aumentato per quanto... Quindi c'è in realtà, al di là del suo sogno, questa possibilità? Bisogna verificare tutto quanto, se è fattibile, se è finanziabile, se è sostenibile, è un sogno. Per la settimana scorsa con il vice sindaco Michalizzi è nata un po', perché nel suo sogno c'era anche il sogno di liberare per agosto Piazza Insurrezione. No, per agosto nessuno l'ha mai detto. No, però era venuta fuori questa, poi è stata chiarita. Nessuno l'ha mai detto. No, di liberare Piazza Insurrezione è sempre stata la mia priorità, ma anche dell'amministrazione comunale, non solo mia. È bellissimo pensare di liberare Piazza Insurrezione, bisogna trovare alternative ovviamente, per cui nessuno ha detto, mai detto d'estate, mai detto agosto, mai detto niente. Ancora nei primi 5 anni di amministrazione mi piaceva molto l'idea, faccio fatica perché primo è un parcheggio importante per quanto riguarda il centro, secondo ha risorse importanti e di conseguenza per APS e Comune devo stare attento anche al bilancio, per cui non solo all'aspetto estetico, per cui è tutto da verificare, però fa parte dei miei sogni, delle mie voglie di fare Piazza Insurrezione, la Prandina, trovare un sistema per l'auditorio, trovare il modo, sono tante cose, a me piace pensare tutti assieme, parece che il mio sogno sia sbagliato. No, ma il sogno, c'è qualcuno, no. Io dico solo, se viene fatto là ipoteticamente un auditorio, perché va sotterraneo, per cui tutto il resto vuol dire fare parco verde, bellissimo, certo. Parco delle Mura, veramente bello. Sono tre edifici protetti, a me piacerebbe fare l'Urban Center è una cosa che chiedono da tanto tempo, vuol dire rappresentare la città com'è, proprio in maniera plastica, sarebbe una cosa interessante. Poi bar, ristoranti, sono un sacco di cose. Siamo in centro a Padova. Certo. Messaggi, andiamo a leggere Elisabetta. Quando verranno realizzate le 2 rotonde in via Armistizio all'uscita della tangenziale? Sono già finanziate, sono 2 rotonde importantissime, sono 2 grandi rotonde in cui sono 2 semafori che bloccano in continuazione il traffico. Abbiamo risposto, l'assessore, il vice sindaco Michalizzi ha già risposto per quanto riguarda il bando regionale, per cui sono già finanziati con bando regionale da 250.000 euro, per cui totale 600.000 euro di costo verranno realizzate anche qua a tempi. I tempi sono anche in virtù delle imprese. Le imprese è difficile anche fare gare, trovare le imprese perché c'è tanto lavoro, però sono già finanziate e già definite. Altro messaggio, Elisabetta? Fontana di Volta Barozzo, una orrida bruttura, tutta ruggine, da eliminare al più presto. Non è certo un bel vedere per chi abita e per il turista che arriva, lo dice Giovanni. Fontana di Volta Barozzo, una fontana che non funziona, adesso mi ricordo, che se non sbaglio, che non è operativa, però questo mi segna. Penso che non sia operativa, non funziona la fontana. Do un'occhiata, questo non so rispondere. Andiamo avanti con l'altro messaggio. Però Giovanni il sindaco si riserva di rispondere ovviamente. Questo non so. Daremo il numero di telefono suo. Prego Elisabetta. Quando arriverà la raccolta porta a porta nel quartiere Forcellini? Allora,
prima dobbiamo chiudere l'Arcella. L'Arcella funziona bene, sono tutti soddisfatti, contenti, abbiamo anche delle indagini, però abbiamo un problema quando sono i condomini, grossi condomini, che solitamente non hanno spazio in cortile, di conseguenza diventa un problema. Abbiamo una soluzione importante con ERA, avete modo di vederla vicino proprio al Ponte Borgo Magno, c'è già un'ipotesi, è un eco container, è impossibile, con questo sistema è possibile risolvere i problemi dei condomini senza occupare troppo spazio. Però prima risolviamo ovviamente l'Arcella, poi cominceremo con gli altri quartieri. Altro messaggio, Elisabetta? Ieri non sono potuta andare all'incontro sull'ampliamento del Parco Iris. Quando iniziano i lavori? Filippo. Già finanziati per 2 milioni di euro, penso comincino a prestissimo. Già finanziati, già definito il progetto, definito tutto quanto. Non lo so, a breve, insomma, penso che la primavera, come cambia la temperatura. È già finanziato tutto quanto. Sindaco, Piazza Gasparotto, è stato annunciato che a metà gennaio alcuni uffici del settore servizi sociali sarebbero stati dati in comodato d'uso alla polizia. Vero? Per un presidio della zona. A che punto siamo? Se non sbaglio, tra qualche giorno ci sarà l'inaugurazione, proprio qua. Non so se sia venerdì o proprio giovedì o venerdì di questa settimana. Però qua mi interessa molto fare una precisazione. Quando ho avuto questa idea, me ne assumo una responsabilità in positivo o negativo, ho chiesto a quest'ora che subito ha detto sì, ma questo non vuole essere un presidio, militarizzare la zona. Ogni volta che passiamo di là, veramente sotto l'aspetto umano, vedere persone che dormono a ghiaccio, persone che fanno la doccia in maniera precaria, non va bene assolutamente. Per cui, assieme a quest'ora, assieme al prefetto, cerchiamo di dare una mano sotto l'aspetto sociale, assieme alle associazioni che stanno lavorando in quella piazza. Per cui abbiamo una parte che abbiamo dove sono i servizi sociali nostri, sarà dato alla questura, in cui sarà in polizia, ma con logica di aiutare, non di reprimere, veramente di aiutare per avere una situazione positiva, per un senso di umanità e di rispetto alle persone. Per cui sarà, mi sembra domani o dopodomani addirittura. Bene, senta, poi c'è la riqualificazione, parlavamo prima della palazzina CONI, è arrivato l'ok da Roma e dentro ci saranno una medioteca, un centro culturale e 9 mini appartamenti per studenti ed artisti ed un ristorante. Anche lì fa parte di 15 milioni famosi dell'Arcella, in cui l'Arcella cambierà radicalmente perché mettendo Configliacchi, parte storica, la parte posteriore del Configliacchi, la storica, sarà fatta una scuola come provincia, non più come comune, per cui deve essere ancora acquisita l'area, ma sarà, spero a breve acquisita dalla provincia per fare una scuola. La parte storica sarà ristrutturata, l'Exxon sarà ristrutturato, Piazza Giulio Italia sarà rifatta, Area Valle sarà rifatta e fuori un gioiellino. La cena è già bella. Sicuramente, ho visto anche a renderi che è molto bella. Molto bella. È vero, è vero. Senta, adesso invece una tiratina d'orecchia al comune e all'amministrazione la faccio io. Prima la tiratina d'orecchia faccio complimenti perché quest'anno ritorna il carnevale e quindi ci saranno i carri allegorici finalmente dopo il periodo Covid. Invece non mi è piaciuto e le spiego il perché. La provincia, quasi tutta la provincia ha fatto l'ultimo dell'anno i fuochi artificiali. Anzi, faccio la telefonata e poi la faccio domanda perché abbiamo telefonato in diretta e non vorrei che cadesse. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Ci date l'audio? Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Parla Grigio. Da dove, signora Vanna? Da Volta Barozzo. Prego. Allora, volevo, come ho segnalato sempre al servizio in comune, io sono ipovedente e mio marito è non vedente. Quando veniamo in centro e spesso anche nelle vie di Volta Barozzo e anche nelle altre troviamo monopattini in mezzo alla strada, biciclette, anche a mezzo metro dalle postazioni, cioè non trovo mai una bicicletta che sia messa alle postazioni, sempre in mezzo.
L'altro giorno ero in via San Francesco sotto i portici, in mezzo, cioè io lo vedo all'ultimo, dopo a mezzo metro. Quindi È stata chiara, signora Vanna, è stata chiarissima. E tra l'altro per non essere di c'è una supporto, sanzione per queste persone. peraltro per essere supporto oggi, non andare in centro proprio nel Canton del Gallo, tanto per renderci l'idea, c'era proprio un monopattino quasi in mezzo alla strada, ma questa è anche maleducazione da parte di chi lo mette lì, perché prego sì. però Sindaco. Mi scuso, ha ragione. Buonasera, Ha signor 100 Sindaco. volte ragione. In continuazione stiamo chiedendo di essere corretti nel posizionamento di monopattini e biciclette. Con l'assessore Ragona? sia Ragona che per quanto riguarda Bonavina hanno cioè l'unica cosa che possiamo fare è penalizzare sotto l'aspetto dell'abbonamento, cioè del credito che ha se uno non parcheggia in maniera corretta. Non possiamo mettere sanzioni in quanto non si vede quando mettono giù il monopattino o la bicicletta. Se i vigili vedono che è messo in maniera scorretta, fanno una sanzione, ma se non vedono non è possibile. Purtroppo, spesso e volentieri, non ci sono. Di conseguenza hanno studiato un sistema per togliere il credito, se non sbaglio 5 euro, ogni qualvolta uno non mette in maniera corretta il parcheggio bicicletta o monopattini. La signora ha ragione, ma ha 100 volte ragione, e io faccio veramente un appello a chi lo utilizza, che è un mezzo eccezionale, bisogna usarlo con responsabilità, però va messo in maniera ordinata, perché bisogna pensare agli altri. La signora ha ragione, per cui invito tutti quanti a stare attenti, perché va a procurare guai ai non vedenti, a mamme con carrozzine, a bimbi, bisogna stare attenti. È tutto vero. Non so se abbiamo ancora, spero che sia rimasta soddisfatta della risposta la signora Però Vanna. sì, ha ragione. Sì. Beh sì, ma sono maleducati, signore. Dicevo, oggi c'era, venendo in centro, c'era proprio un monopattino proprio di fronte all'angolo tra via Roma e per andare in comune, per andare al Pedrocchi, che io non so come lo fanno mettere lì. Vabbè. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.